Oggi la presentazione di questo film Io rimango qui, in occasione anche si festeggia la festa dell'autonomia siciliana. In effetti è una coincidenza non casuale ed è un festeggiamento, come è giusto che siano i festeggiamenti celebrativi, che ci deve anche far riflettere. Se da un lato festeggiamo l'autonomia, dall'altro riconosciamo che purtroppo, nonostante l'autonomia e le possibilità che essa ha dato, ancora oggi la Sicilia rimane una terra di emigrazione verso l'Italia e anche verso altri paesi d'Europa e del mondo. Il paradosso vuole che proprio questa Sicilia, che oggi è, oggetto di immigrazione da paesi più sfortunati, ancora veda i propri figli dover emigrare. Vede i propri figli dover andare via e vede ancora tante famiglie divise fra Sicilia e il resto d'Italia, soprattutto nord dell'Italia. Ecco, questo è un punto su cui è giusto riflettere e secondo me è molto opportuno porlo al centro di questa celebrazione dell'autonomia siciliana. Parliamo di questa iniziativa, di questo film, è una sua impressione? L'impressione è di un film molto delicato, che trasmette sentimenti e messaggi pedagogici veramente meritevoli di apprezzamento per le nuove generazioni, perché ci riporta indietro in una stagione fatta di cose semplici e di piccole cose che però riempivano la vita e che riuscivano a dare anche felicità con poco. Questo è il sentimento e il messaggio che questo film trasmette. Un messaggio genuino, insomma. Esatto. Una sintesi del girato? Il progetto nasce da un ambizioso desiderio di raccontare una Sicilia inedita, una Sicilia che appartiene alla nostra memoria storica e che attinge alla nostra infanzia. Il film è ambientato negli anni *80, un tempo in cui i valori erano diversi probabilmente rispetto ad oggi e sicuramente noi li abbiamo vissuti come valori semplici. Ecco, il messaggio del film è quello: riuscire a creare una sensazione di nostalgia verso il momento in cui sei stato bambino. Il momento in cui sei stato bambino è il momento che non dimenticherai più nella vita, e io rimango qui a questo significato, rimango qui laddove sono stato bambino. Parliamo di questa produzione Io rimango qui, che oggi viene presentata al Teatro Pirantello. Ecco, raccontaci un po' la trama, il succo di questo questo è un girato. film che racconta attraverso una scrittura semplice una storia semplice, quindi attraverso questo viaggio di questi 4 bambini che si ritrovano all'estate dell'82 a giocare per le strade, poi si ritrovano alla loro ultima estate scolastica nell'88 e guardando il solito orizzonte lì hanno un po' di paura per quello che potrebbe essere domani. È un film nostalgico, un film che vuole raccontare una Sicilia diversa, fatta di storie quasi invisibili, quindi attraverso lo strumento della poesia, che è quello che noi utilizziamo, raccontiamo queste storie dove vogliamo sbloccare da una parte un ricordo e dall'altra parte cercare di far innamorare le generazioni che quegli anni non li hanno vissuti, gli anni '80, in quel periodo lì. Parliamo delle location, 2 location agrigentine? Sì, abbiamo utilizzato come location la provincia di Caltanissetta e anche la provincia di Agrigento, utilizzando Punta Bianca, proprio nel manifesto proprio si vede la casermetta di Punta Bianca e la costa argentina. Sindaco Castellino, anche il comune di Palma fa parte di questo film, voi avete dato il patrocinio, dove si vedono bellissimi paesaggi del vostro comune. È stato per noi motivo di privilegio poter patrocinare questa bellissima iniziativa, perché insieme alla prefettura di Agrigento e alla prefettura di Caltanissetta si vuole lanciare un messaggio di speranza attraverso le bellezze del nostro territorio, per realizzare il sogno che i nostri giovani possano vivere, crescere e restare nella nostra terra, che ha tante opportunità ma che troppo spesso viene descritta in un modo che non merita. Invece siamo una terra meravigliosa e se tutti insieme faremo la nostra parte probabilmente consentiremo ai giovani di restare in Sicilia e vivere e lottare per questa terra. Coincide con il 78° anniversario della regione siciliana, della nostra autonomia, quindi è anche importante perché c'è questo tassello in più. Assolutamente sì, oggi festeggiamo la nostra autonomia in quanto regione, tra l'altro tema molto attuale perché ne parlano anche le altre regioni che non hanno avuto questo privilegio. Noi
purtroppo dovremmo fare anche in parte mea culpa, perché di questa autonomia spesso l'abbiamo troppe volte utilizzata solo per alcuni privilegi e non per le potenzialità enormi che i nostri padri dell'autonomia avevano sognato. Noi siamo una nazione all'interno di una nazione e troppo spesso questa autonomia, che ci doveva consentire di avere tributi propri e autodeterminazione in tantissimi argomenti, invece è stata più che altro una medaglietta da mettere sul petto ma mai utilizzata.